Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. Oggi è una giornata veramente particolare. Diciamo anche eccezionale. Abbiamo il grande piacere di avere con noi le sorelle Fruggero, ovvero il duo Macumba. Il duo Macumba. Ex duo Macumba. Sono sorelle gemelle, quindi... Si vede? Come no? Sì, vediamo. caspita, assolutamente. Meno male. Hanno incominciato la loro carriera a 14 anni, giusto? Sì, infatti. Però vogliamo dire i nomi. Allora, io sono Anna è nome d'arte, perché poi il mio nome proprio di battesimo, se lo dico, è Cosima. Cosima, Sì. Stupendo, perché? Lei invece è Carmen. 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 Nata a Taranto. Siamo pugliese, sai? Pugliese, che bello. Di Taranto. Vabbè, ma è il momento proprio di la cultura pugliese. Papà tarantino e mamma napoletana. Ecco che perché bello. poi io Ci sta un bel gemellaggio. Quindi c'è praticamente proprio, come dire, l'essenza del sud. Sì, ma anche perché poi c'è un fattore che ci tengo molto a dirlo. Se forse Mamma si trovò a Taranto di passaggio, cioè fu mamma che si trovava a Taranto di passaggio e non papà, perché papà già stava lì. E mamma era un'artista anche lei, circense. Che Quindi bello. lei girava con questo circo, allora all'epoca lei ci raccontava sempre quello che diceva lei, erano del Piemonte, insomma, che portavano questo circo in giro. E lì poi fu che incontrò papà. Colpo di fulmine. Aveva i suoi 18 anni, anche lei, insomma. Se l'è rubata. E quindi è rimasta lì a Taranto. E poi è andata via, diciamo. Ma poi siete venuti a Napoli? Sì, noi siamo native proprio di Taranto. Perché infatti, noi vogliamo raccontare un po' anche la vostra storia, sì, no? sì. Soprattutto. Siamo nate proprio a Taranto, però mamma a 12 anni, perché quando papà non c'era più, ci portò a Napoli. E poi a Napoli è iniziata tutta la storia, insomma, E papà che faceva? Papà Aveva delle ditte di manovalanza dentro a Porto, lì all'arsenale di Taranto, aveva anche con le il suo navi. lavoro. E poi aveva i cavalli che correvano. Vabbè, quella è una cosa sua, hobby. I cavalli che venivano a Gnano, insomma, e tutto. Quindi vi trasferiste tutti quanti? Sì, e anche perché poi mamma cantava sempre. E quindi io ho preso da mamma, perché da piccola proprio, infatti lei mi mandava anche a scuola di piano. Quindi è nel DNA. Sì, Sì, nel DNA. Com'è successo più lei però, perché lei diciamo, si dedicò a suonare nella musica, invece a me quello che piace molto ancora oggi è il ballo. Lei era portata più nel ballare. E poi vabbè, messi insieme ballo, canto, insomma, quindi siamo. Come è successo? Andavamo a scuola. Sì. E mamma ci veniva a trovare, che qualcuno andava a casa e diceva: signore, venite un attimo, le vostre figlie, le sorelle, stanno tutti e due qui sulla strada, perché da Napoli venivano i posteggiatori. E sì, noi gli prestavamo la luce, no? Sì. E si mettevano là. E lei cantava quel periodo là perché era il momento Io mi esibivo con loro. il momento di Mina, quando uscì la cantante Mina. Quindi praticamente anche artisti di strada. Sì, infatti l'abbiamo fatto per... Bolle blu, poi che Tintarella di Luna, tutte le canzoni di Mina. No, ma che bello, questo è un libro da scrivere. Sì, infatti. No, abbiamo iniziato proprio per strada, infatti, artisti di strada. Perché... Poi mamma veramente, quando arrivammo a Napoli, lei mi portò al conservatorio perché voleva che io andassi avanti con il piano. E invece io dissi: no mamma, non voglio studiare più piano, voglio cantare. E quindi iniziai, insomma, con un maestro e
E in galleria, la galleria degli artisti, insomma, dove era il ritrovo, lì ci stavano tutti questi maestri e incominciai a studiare. E Poi chi mi fu il portai primo? lei, mi portai lei. Ti ricordi chi fu il primo a prenderti? Che disse, signora, me la vedo io, Nunzio Gallo. Nunzio Gallo. Sì. Perché lei disse, io voglio dedicare al canto. E quindi poi è iniziato lei. E poi man mano poi mi ha trascinato anche a me. Nunzio Gallo ha preso in carica. Sì, fu il primo. Disse brava, disse fatela studiare. E quindi E quale fu la prima esperienza? la Quella prima lì proprio il esperienza debutto. allora, la prima esperienza veramente proprio è stata questa, che mamma era seduta vicino ad un bar a Piazza Garibaldi, alla stazione, perché lì abitava mia zia, la sorella di mamma, e parlando così del più e del meno c'era un signore che faceva l'autista. E stando lì ci vide, disse vicino a mamma, disse signora, ma come sono belle, sono gemelle, così colà. E mamma subito cominciò a dire sì, le cantano così, strimbella, mettono queste cose qua. Mi disse no signora, dice io lo guardate perché ci sta Edoardo De Filippo, dice lui cercava due gemelline, due gemelli. E infatti andammo lì al Teatro San Ferdinando, stavano facendo questa cosa, delle prove, insomma, era l'inizio, noi eravamo un po', e servivano queste gemelle, però poi dopo, per l'età che eravamo troppo piccole, Perché quanti anni aveva? 15 anni. 15 anni. 15 anni. 15 anni, lui insomma disse di no. E poi di là, subito dopo in galleria, arriva Trottolino e Nino Formicola. La E lì rivista. è stato proprio perché disse signora, dice a me servono le due gemelle, e quindi qualsiasi cosa, essendo minorenne, mamma gli fece una liberatoria, perché quando dovevamo partire fuori per gli alberghi, andare a dormire era un po' pericolosa la cosa. E quindi così fu, iniziamo a fare le prove, mi ricordo che andavamo a Piazza Però D'Aosta. mi dovete dire una cosa, il papà era d'accordo? No, papà non era non sapeva d'accordo, perfettamente perché- niente. perché Fu mamma a fare questo. la cosa che mamma si trasferì a Napoli è perché ci fu questa cosa tra mamma e papà, e quindi lei decise di venire a Napoli con la sorella. Io, lei e mio Papà fratello. rimase là. Poi papà, quando venne a sapere che noi lavoravamo con Trottolino e Nino Formicola, lui andò su tutte le furie, perché disse a mamma, dice ma che hai fatto? Perché la mentalità che aveva Antica disse, proprio, dice, mamma ma che hai mia. fatto? Io, sai, in effetti per loro l'artista non era... Vabbè, insomma, quella era un po'... Vabbè, Era mentalità, piccoline, però per- mamma lo fece perché insomma... Mamma gli fece un po' di rispetto a portarci via. Un rispetto, veramente. E niente, poi guarda caso che girammo tutta l'Italia, da sopra, sai, fino alla Sicilia, andando giù, e dove andammo con la Trottolino? A Taranto. A Taranto. Taranto dove? Al teatro... L'Arena. no, era al cinema, il Teatro Orfeo. Orfeo. Teatro Orfeo, quello dell'opera, è anche un bel teatro. E lui venne a sapere che noi eravamo lì, e veramente venne. Si mise da lontano, poi dopo venne, piangeva perché voleva tornare con mamma, ma mamma non... Poi dopo, subito dopo morì il papà, e quindi rimanemmo a Napoli. E il debutto E proprio il dove è debutto stato? proprio a Napoli con Trottolino è stato al Teatro 2000. Al Teatro 2000, Tempio della Questo Sceneggiata. sì, al tempo c'era la sceneggiata e poi anche il varietario, La rivista. la rivista. E poi girammo tutta l'Italia con Trottolino, tutte queste cose qua, e poi dopo andammo al Salone Margherita voglia, quindi sì. voi con Trottolino facevate chiaramente la Noi facevamo Noi facevamo le subrettine. Se fai vedere solo l'inizio, guarda. Siete bellissimi. Io, Qui abbiamo, ma là si questo è mio vede. papà, guarda. Ma là si vede che eravamo Questo è il mio papà. due piccole ragazzine. Papà. Io dissi a mamma che
volevo cantare, infatti scesi in galleria e iniziai subito con le canzoni di Rita Pavone. Facevo tutto il twist, la partita di pallone, tutte queste cose qua, e poi mi portai pure a lei dal maestro, e lei invece... Il primo maestro fu il maestro Barbarella, dove andavano tutti gli artisti che aveva lo studio, e lei andò là, incominciò lei ad andare avanti. Io non ne volevo proprio sapere. Poi ho studiato con il maestro Mimì Giordano, che sarebbe era il papà del viceprefetto Giuseppe Giordano. Sì. Io ero bambina e andavo a studiare sopra da lui. Poi ci facevano, all'epoca si usava lo spartito, le musiche. A fare le feste. Se non portavamo quelli non ci facevano cantare. Lo spartito per tutta l'orchestra, non niente da fare, non ti volevano accompagnare. E invece io mi presentavo solo col canto e piano del pianoforte. Disse, mi ricordo a Castellammare c'era l'orchestra bellissima di Vinci, maestro Vinci. E io l'impresario che mi aveva chiamato, avevo solo quelle 2 o 3 canzoni, insomma, la partita di pallone, le blu, le 1000 bolle blu, insomma, queste cose, e tenevo sto spartito. Disse, guarda che adesso a Vaglione, da cantare, stava io, lui disse, le musiche, lei solo con il piano. Comunque si arrabbiò un po' e poi dopo mi fece uscire. E io incominciai a ballare, a cantare, insomma. Ma lei era uguale a Rita Pavone, uguale, fatta a maschetto. Poi è stato invece che poi siamo andati subito a fare il concorso con Rita Pavone ad Ariccia. Ma l'emozione proprio lì, che secondo me è stata un'esperienza indimenticabile, qual è stata? Quella lì della compagnia di... Perché, cioè, io voglio dire chiaramente al pubblico a casa che il Duo Macumba, cioè negli anni 75, 80, fino agli anni 90, infatti era negli anni molto 70, noto, no? negli anni 70 è nato il Duo Macumba. Come infatti lì perché stava scritto le Sister nella rivista, rivista Sister Fulgor, cioè abbinato sempre al nostro cognome. Fulgor. Poi da Fulgor siamo passati a Duo Macumba anzi prima del Duo Macumba poi c'è stata Stabile, proprio fissa al Teatro 2000 con la sceneggiata. E quindi quando ho lavorato io c'era Beniamino Maggio, c'era la signora il proprietario Alfredo Razzieri, cioè, stiamo parlando di Beniamino Maggio. Alfredo Razzieri, il marito della Liliana, era giusto. Il direttore era Enzo Vitale, poi ci stava la signora Diana, Anna Walter, Lino Mattera, erano artisti. Ma erano nomi storici. Sì, infatti Raimondo Salvetti che oggi ancora... Come no? Noi veniamo da quella un bacione a Raimondo che è la mia vita, perché poi io... lei specialmente, lei faceva sempre la brillante con lui, duetti, che ballavo con lui insieme. Poi man mano poi sono cresciuta, non ero più una bambina, quindi sono diventata più donna, e incominciavo a fare le parti. Però io ad ascoltare queste cose mi emoziono, cioè veramente ma infatti ho raccolto qualcosa lì mi immagino l'epoca, mi immagino, cioè è proprio un'emozione. È un'epoca, guarda, bellissima. Sì. Poi c'è stato lei lavorava da una parte e io dall'altra, quindi mia mamma, mio fratello all'epoca che ci accompagnava, se dovevo andare fino a 21 anni ci hanno accompagnati, poi non ci volevano mai lasciare. Magari dovevo andare a lavorare io da una parte. Scusi se interrompo, cioè questo che ha detto adesso è una cosa importantissima. Sì, ma non ci lasciava mai. Cioè che nonostante si lavorasse in un ambiente perché poi era diventato... che potesse essere come dire, per l'epoca disdicevole, comunque c'era la tutela della mamma. Di mamma, infatti mamma la conoscevo. No, ma poi ci stavano degli amici, cioè l'organizzatore, chi per esso sia, erano proprio educati, cioè almeno a lei quando ci prendevano proprio in consegna, che mamma diceva li affido a voi.
ma in un periodo bellissimo. Insomma, esperienze diciamo che no, possono essere no, state infatti, dispiacevoli, insomma, fortunatamente non ce ne no, nel percorso non c'è mai successo niente, perché mamma ci raccomandava sempre, eppure ci ha mandato fuori, siamo stati fuori anche nelle compagnie, c'è stato sempre un rispetto, diciamo, dai capocomici e anche i colleghi, devo dire la verità. Comunque la cosa quella che a me è toccato molto è stata la rivista. La rivista perché era bellissima proprio quando andavo in giro fuori con in teatro. Una volta a Siracusa, una volta a Siracusa mi ricordo che eravamo in albergo e doveva iniziare lo spettacolo e noi eravamo ancora in albergo tranquilli, ma lo sai, tutti guardi, perché c'era anche Peppino Brio con noi con la moglie, la Atua, perché era siciliana e cantava anche lei e mi disse ma è Picciarella allo stand, sai, ci cercavano perché noi tranquilli nell'albergo perché cioè l'orario c'eravamo un po' poi dopo a correre, siamo arrivati fuori al teatro, a un certo punto arrivata lì al botteghino dice ma dobbiamo entrare e noi facciamo parte della compagnia e c'erano due che ci guardarono così, dice allora fate una cosa, di qua non si entra, andate a fare il giro, si entra nel retro, va bene. Arrivati lì sopra e tutto in camerino zitto perché Trottolino, Formicole ci cercavano. E se non arrivavi in tempo mettevano pure le musiche. Che eravamo pure le prime di scena, che dovevamo aprire questi paglietti. E non si apriva perché sennò. Comunque arrivate sopra noi tutti ci vestiamo, ci prepariamo, così. A un certo punto si presentano quei due signori che stavano fuori alla porta e dice il capocomico. Entrarono lì e parlavano con Trottolino, poi uscì pure Nino Formica. Dice scusi, ma noi abbiamo visto entrare di corsa, dice erano due bambine. E noi qua bambino non le abbiamo sapute. Cioè. No, erano due ragazzine che stavano fuori, sono entrate, hanno detto che dovevano. Ah, dice le gemelle, così con la. Siamo noi. Chiesero documenti, per un controllo, certo. Infatti poi Trottolino disse guarda che fece vedere tutto. E disse va bene, ok, insomma, e così iniziarono pure la cosa, poi mi è rimasta pure, diciamo così. Ma in quel periodo, no? C'era molto il mito del gemello Kessler. Infatti fagli vedere cosa è successo. Cioè, vedi che ci dai proprio l'occasione. Perché quando poi finì la compagnia, perché non è finita la compagnia, tornammo a Napoli, tutto. C'è una foto qua? No, anche, vabbè, questa qui. Questa c'è Teatro delle Rose per Catania, del 1972. Mamma cosa fece? Questo ballerino cubano, Willy Martinez, fu lui a mettere queste coreografie a me e a lei, tipo le Kessler. Per farci fare delle serate che poi ne abbiamo fatte tante, vero? No, a parte le serate, proprio come idea, vedi, perché le Kessler quando uscirono indossavano dei costumi molto consistenti con le piume, sempre della rivista. E mamma pagava giustamente con i suoi soldi, perché mamma prendeva la pensione, e i costumi, ci faceva fare le coreografie così e poi incominciamo un altro percorso. Locali, abbiamo iniziato a fare le serate. Mamma ci credeva tantissimo. Mamma sempre, mamma, perché era lei quella che credeva tenace, infatti. E poi ci scriveva dappertutto, per esempio qualsiasi concorso lei metteva, scriveva e ci mandava sempre infatti abbiamo fatto pure il Festival degli Sconosciuti con Rita Pavone e io vinsi pure il primo girone all'epoca. Comunque c'è stato un percorso molto lungo. Fai vedere quella foto che io le ho messe tutte, perché io poi ho conservato tutto. Lei era quella che. Questo è Alberto Amato. Sì. Che abbiamo lavorato tanto con lui perché abbiamo fatto matrimoni, serate, di tutto e di più. Ecco, qua è una serata.
quando all'inizio, qui è Aurelio Fierro, sono tutti, e qui invece è Teatro San Ferdinando, perché io stavo al San Lazzaro nel 1971. Sta la data lì. 71 e 72 lei a San Ferdinando con il nipote dello sindaco, ci sta l'amico Caldieri, una commedia bellissima, Bianca Sollazzo, Ugo D'Alessio, Pietro De Vico, insomma c'è stata la storia del teatro di Napoli. Tutto, sì. Io sono stata scritturata per 3 mesi qua da sola. Secondo voi, faccio la domanda perché chiaramente insomma vorrei pure che si entrasse un po' in quell'atmosfera di quel tempo. Secondo voi con l'apripista che c'era stato delle gemelle Kessler, sì, ci sono stati dei motivi del perché poi dopo non vi siete potute proporre a livello nazionale? Cioè, sì, è una domanda che... No, a livello nazionale no, perché c'è stato pure che mamma ci portò a Roma, perché infatti quando fu il fatto delle Kessler all'epoca cercavano gemelle, sempre per il fattore che l'età, che era quella che eravate troppo giovani, diciamo, infatti furono scelte le Kessler perché con Don Lurio, quando ci fecero i provini a Roma, mamma ci portò proprio lì, proprio per questi spettacoli che dovevano fare. Quindi era proprio sì, cioè, insomma, gli esordi delle Kessler, infatti, e noi già lavoravamo con questo, diciamo, tipo le Kessler, capito? Facevamo proprio spettacoli, insomma. E niente, per colpa dell'età, insomma. È stato un po' limitante. La donna intelligente non deve mostrare le sue virtù. Se no il maschio latino si sente umiliato e non torna più. Che dilemma è mai questo qui per noi donne? Oh, battaglia dare, cercare la libertà. Oppure spolverare, rassettare, fare figli e non combinar guai. Stare allegri e disponibili senza lavorare mai. Ostinare, poi lavare, farsi belle ed aspettare lui. Evitare ogni polemica, soffocare sempre più. Ma dei problemi che ci sono per le donne ed un consiglio spassionato vi darò. Non lavare, fare figli quando ciò lo decidiamo noi. Non lasciare che ci opprimano, conquistar la libertà. Che dilemma è mai questo? Parliamo del Duo Macumba, che è iniziato nel 1977. Mi ricordo poi dopo che insomma c'è stato anche un periodo di tempo che venivate su Canale 21. Sì, fu il primo LP, infatti lo Primo presentavo LP. 1981, proprio a Canale 21, cioè in quegli anni avete là. anche presentato un Anche pezzo le musicale che comunque sì. poi è andato anche al Festival Sì. della canzone napoletana, che erano le tendenze. Sotto il cuore suona un'anima sola, a così diceva gente.
Paziana veramente ci accordava a me a te. E tanto ci hanno detto, ti hanno contato, che ci hanno visto pure appiccicata. Felice e contenta, tu campavi con me. Felice e contenta, insieme a una nuvola nera distrutto il celeste e l'amore, e chissà come non file speranze ci tiene ancora attaccata. Che il tuo Macumba, poi il nome ci è stato dato da Claudio Villa, perché quando Tonino Fusco e Barbato fecero questo show, c'era Gianni Desideri, che era lui dell'orchestra che stava all'epoca, ci stava pure l'altro maestro, e adesso non mi ricordo. C'erano dei grandi professori, Salvatore Accardo, musicisti veramente dell'epoca, un'orchestra grandissima. Augusto Visco pure qualche non ricorda, lei me lo ricordo io. State parlando proprio della storia musicale, teatrale. Qualche cosa lei lo dimentica, magari lo ricorda. È una galleria proprio, perché noi siamo proprio nati in galleria. Io veramente vorrei fare un libro, cioè era in programma. Ma sta in programma perché questo carissimo. Credo che sia proprio il caso. È un libro, lo faremo. Tu per lavorare dovevi scendere proprio obbligatoriamente in galleria. Sì, perché sì. Non è che come adesso che il nostro salotto dove prendevamo proprio con l'agenda, mia mamma prendeva e scriveva tutte le date, quelle tranquille, feste, organizzatori, venivano dappertutto e tu lì ti contattavano per quanto riguardava il lavoro, poi stavano le dovute agenzie e tutto. E quindi siamo andati avanti poi con il tuo. Anche i brani erano bellissimi perché erano poi tutti inediti, quelli là dell'LP. Mentre con lo show poi facevamo io e lei, proprio mi toccava fare a me sempre il maschietto, non ho capito perché, comunque facevamo queste dorichezze, i ricchi e poveri. Sì, facevamo un po' di. Perché non avevamo nulla di nostro. E poi lui ci fece fare proprio se noi cantiamo tu nella mia vita solo tu, è chiaro che ci stava la voce di Dorichetti e poi ci stava la voce di questo. Ci volete far sentire qualche cosettina al pubblico di buono? Poi c'era quella là che andava forte, andava forte quella là, sempre di questa. Un corpo e un'anima. Pure un corpo e un'anima. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo e poi ci ritroviamo poi, un corpo e un'anima. Le voci poi il maestro, lei la faceva sempre la seconda, io ero la prima come. Poi insomma il repertorio è andato sempre a crescere perché. A arricchirsi. Sì. E abbiamo avuto soddisfazione, anzi proprio nell'LP i brani più forti che andavano era Verde Luna, Chi sarà, Chi sarà. Vai. Shabadabada, 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 chi sarà il mio primo grande amore? Chi sarà, chi sarà, chi sarà ad incatenarmi il cuore? Chi sarà, sarai tu. Vabbè, Verde luna, quella pure bellissima. Anche bello. Poi che più? Diciamo poi dopo di queste. Un aneddoto, qualcosa di simpatico che vi è capitato, che proprio non vi aspettavate, che è successo? È successo no, a noi, una volta, ecco, che siccome io a 21 anni già diventai mamma,
Ha fatto e avevo un maschietto, poi dopo subito la femminuccia, e quindi avevo il maschietto e la femminuccia, però la fortuna è stata questa, che a me i bambini me li ha cresciuti mamma e mio fratello. E io ho fatto la zia. E lei ha fatto solo la zia. Perché io il fatto di fidanzarmi non lo pensavo mai. No, lei non esiste più. E mi ricordo che lavoravo al teatro Trianon, c'era la compagnia di Pino Moris, Floriana, Antonio Bonomo, Macetà, Vino Crispo, insomma un bel cast di artisti. E dovetti correre a casa subito perché mamma mi disse che la bambina, mia figlia, aveva avuto un calo perché aveva sbagliato. Prese delle goccine, non so, delle goccine per la febbre. Comunque quella che sia, e la dovevano portare in ospedale. Quindi a quel punto là io adesso stavo lì a casa e dovevo portare la bambina in ospedale e non potevo tornare in teatro. E mandai a lei. Sì, Pino Moris non c'era quello, infatti lui l'ha sempre raccontato anche all'intervista, ti ricordo. Perché lei poi veniva in teatro da me e vedeva, imparavo le parti di tutti. C'era Rosalia Maggio, vabbè, comunque Antonio Bonomo, al momento che dovevo andare in scena io, lei andò in scena e fece la mia parte normale, tutto, entrò in camerino, fece tutto normale. Al finale l'unica che se ne accorse che non ero io, Rosalia Maggio, perché lei ci conosceva proprio bene, aveva un segno lei particolare, e lei quando ha finito tutto il ringraziamento dice ma nessuno se ne accorge niente? Pino Moris diceva tutti quanti dietro, perché Rosalia che ma la Gloriana dice ma avete capito chi è? Come dire? E Anna, ma quando mai? Questo è Carmelo, Pino Moris, tutti quanti, ma quando mai? Quelle Anna, comunque alla fine poi dopo videro che veramente insomma era lei, però è andata avanti. Era pure due a prezzo di uno, però fortunatamente insomma si è salvata la cosa, perché io veramente insomma stavo portando la bambina all'ospedale per una cosa che insomma vabbè, importante, chiaro, per carità non è, però la fortuna che lei è andata avanti, dice ma poi come ha fatto? Ha fatto che siccome andava tutto con il suggeritore, perché sai che anche loro ci aiutavano molto, ci aiutavano molto in tutto, e quindi lei ha fatto la mia parte, e questa pure è un'altra cosa che è rimasta insomma che bello, che bello. Pino Moris lo raccontava sempre dappertutto, poi ho lavorato io con Pino Mauro, ho fatto pure Calibro 9, insomma io con Merola, Zappature, tutto il giro della Sicilia. Però in quel periodo là sempre un po' distaccate, perché non era ancora il 2. C'è qualcosa che con l'andare del tempo, mannaggia, se avessi fatto quella cosa e non l'ho fatta? Quanti ne sono passati? Vabbè, su questo comunque si era capito che le possibilità erano due. Mamma diceva purtroppo questi non ce li ho, e quindi c'era sempre la raccomandazione di qualcuno. La possibilità numero 2 che sarebbe quella perché di, poi mi sono buttata anche nel cinema, ho fatto anche 2 o 3 film all'epoca, ne feci uno che andai a Roma con Pasolini, feci un Decamerone, però niente di, perché ero piccola, mi facevano delle particine tutto carino. Lavorare con Pasolini, sì, infatti. Magari io gli avrei fatto anche il caffè. E perché in galleria c'erano, era proprio negli studi di Cinecittà, perché poi sai, avevo i capelli lunghi io, ma lei qualche film l'abbiamo fatto poi insieme, perché l'abbiamo fatto con Luc Merenda, Napoli Spara. Quelli erano quel periodo di tempo. Enzo Cannavale, Roma, perché in galleria quando si scendeva c'era quel bar bellissimo all'angolo, ce n'erano 4, e lì si soffermavano tutti quelli là che venivano a scritturare, diciamo, con le dovute foto. Bar Umberto. Bravo. Poi si partiva con il pullman
e andavamo agli studi. E con mi pare che anche con lei ho fatto qualche particina, con la Lina Vettimura. Insomma, io sono entrata da sola più di lei, perché lei certe cose non le accettava, no. E quindi io mi buttavo un po' a fare questo, è stata pure una bella esperienza. Però poi è capitata una cosa e lì poi sono rimasta proprio, ho detto ok, ho capito come funziona, lo devo dire. Io feci questo film e c'era il figlio io bello, capelli lunghi, sai, feci la mia particina con Franco Marini che lui mi portò, no, Emanuele Marini, e fu girato proprio a Napoli giù al ristorante Razzi Teresa e feci delle cose mie. Poi dopo lui mi si avvicinò e sai, ti fanno il solito invito, che bello che sai, dai, ti portano a cena, no? Io la verità l'ho accettato, però quanti anni aveva? Io? Che tenevo 22-23 anni. Insomma. E poi faceva Marino, Carmen, quello si è fissato con te, dai, ho detto ok, io l'ho accettato l'invito. Però poi come ho cominciato a capire che la cosa era per andare oltre, allora là mi sono proprio raffreddato. Gli dissi pure di sì, l'appuntamento e tutto, lo feci rimanere là proprio fuori all'hotel Vesuvio, proprio come un imbecille, perché io ero convinta che io magari dopo ci sarei andata. E allora poi gliel'ho detto, l'esperienza c'è, e si era capito, no, che se tu poi accetti una cosa del genere puoi arrivare nelle stelle, puoi arrivare dove vuoi tu. Certo. Io lo dico perché è verità. Anche perché voglio dire, sono un po' dei periodi storici diversi rispetto a quelli di oggi. Cioè oggi magari c'è anche una, tra virgolette, disattenzione. No, ma poi anche il cinema mi sono anche un po' ritirata indietro, perché ho visto che non era come il cantare, come il teatro, là bisogna avere anche un po' qualcuno che ci diceva guarda, adesso vi prendo io nelle mie mani, non sono un produttore, tutto questo non c'è stato possibile, quindi abbiamo fatto sempre tutto noi, con le nostre forze, insomma, non ci ha mai aiutato nessuno, questo è il fatto. E stiamo continuando, non ci arrendiamo, perché comunque a noi piace. Se il Signore ci dà la forza, veramente vogliamo portare a settembre uno spettacolo tipo. Che bello. Tornare un po' indietro con è anche didattico per i giovani, perché i giovani la rivista forse veramente non la ho scelto conoscono. dei personaggi cantanti, attori anche. E in questo contesto abbiamo anche la nostra carissima amica, che anche lei è bravissima, una bella donna, come si presenta, sa il fatto suo, quindi l'abbiamo inserita, anche lei stava con noi nel nostro gruppo, la Deborah Terlizzi. Sì, è un'attrice. Dobbiamo magari un attimo, fatti vedere. Tesoro. Eccola qua. A settembre lei sarà con noi. Va bene, facciamo vedere, perché tanto lei ormai fa parte di noi. Vabbè, oggi sono beato tra le donne. Sì, infatti. Assolutamente. Lei canta, è più che come interpreta pure. Sì. È la prima esperienza, vero che farai con me? Con voi sì, è la prima esperienza, però già ho lavorato in teatro con Antonio Bonomo, ho fatto Pupatella, sceneggiata Pupatella, circa 20 anni fa, mi sono inserita nell'ambiente artistico. E attualmente sto anche io facendo un CD con Enzo Di Domenico. Con tutti e tre ormai siamo il nostro caro maestro, grande maestro Enzo Di Domenico, e quindi mi fa molto piacere far parte di questo spettacolo, che sicuramente ce la faremo. Questa è rivista e varietà. Rivista e varietà, per me è la prima esperienza di questa natura qua. Questo sì. E noi Edoardo ti auguriamo sicuramente un grande grazie. Quando sarà il momento saremo presenti, magari verremo a fare un servizio. Allora, in conclusione, insomma, è inutile dire che per noi è stato un grande piacere, è stato un grande nostro, onore avervi. Salutiamo tutti quanti. In conclusione è tradizione grazie a te che ci ha dato questa possibilità tramite. Anzi, sono io che ringrazio voi per essere venuti.
assolutamente, siete storia del teatro di Napoli, quindi voglio dire, mi auguro solo il piacere e l'onore può essere solo nostro. È tradizione di Piazza Mercato che diciamo gli ospiti abbiano questi 2 minuti tipo Hyde Park, sai, che possono dire quello che vogliono. Allora, il Duo Macumba esiste ancora oggi e io chiedo, essendo che vogliamo ancora cantare, vivere, perché l'età non conta, è questo quello che conta, ok? Lo dico spassionatamente, apertamente, perché magari dici vabbè, ma sai, arrivata a una certa età non ne ho vero niente, l'importante è sentirsi giovani dentro, lo dico. E poi invito anche che se tutto va bene, il Signore ci dà la forza, questo spettacolo io farò sicuramente uno spettacolo prettamente, e invito tutti i giovani a venirlo a vedere, perché fa parte della nostra cultura e delle nostre esperienze avute, che noi non abbiamo studiato, dico quello proprio spassionatamente, non è che abbiamo, perché all'epoca non c'era tutta questa possibilità. Mamma per farmi studiare il pianoforte, mio padre gli dava 1000 lire alla settimana, metteva lei da parte i soldini per farmi andare a studiare il pianoforte. Anche oggi invece tutto è bello e pronto, insomma, quindi ci sono veramente i sacrifici, abbiamo lavorato e che dire, mi auguro solamente di vedere tutti quanti, ecco. Poi saluto tutti quanti, do un bacio a tutti voi della redazione e grazie di questa grande possibilità che ci avete dato oggi. Invece la sorella? Invece niente, io riesco sempre a dire poche parole, perché tanto alla fine che parla sempre lei, dice tutte cose e io alle volte non so dire, vabbè, è una cosa ha detto, cioè ha dimenticato, che anche venendo a Napoli mamma ci ha portato anche, ci ha fatto andare a scuola di ballo, quello che a me volevo dire che piace di più. E quindi siamo stati alla scuola da Valeria Lombardi, lì che siamo state nelle mani del grande maestro Nando Angelini. Che lo salutiamo. Che lo salutiamo perché lo siamo andati appunto a trovare dopo tanti anni qui alla sua scuola, e quindi ci siamo riabbracciati. Poi insomma, devo dire la verità, io sono contenta, sono felice di continuare, e sempre con l'aiuto del Signore, perché gli anni nostri sono in 2, quindi capirete, 74, quanti anni sono? Vabbè. Quindi lei sopporta me, lei sopporta me, io sopporto lei e ci sopportiamo a vicenda. La mamma c'ha detto siete gemelli, dovete andare avanti così. Infatti è la verità. Perché? Che bello. Un bacio a tutti quanti. Allora. Devo salutare alla mia figliola, perché certo, è l'unica che ho. E poi che mi ha dato la gioia di avere 3 nipotini bellissimi, 2 maschietti e una femminuccia. Che si trova adesso in Piemonte. Ad Apri Termini in Piemonte. Lei vive là e io vivo anche io con lei. E chiudiamo dicendo che naturalmente l'arte non ha età. No, quindi non c'è niente di anagrafico. No, ma quando mai? Chi si ferma è perduto. Non ci Volevo aggiungere qualche cosa? No. Deborah, vuoi salutare? Vuoi dire sì, io sono contenta e orgogliosa di far parte innanzitutto loro per me sono delle amiche, quindi a prescindere. Io che cosa sono per te? La mia mami. Lei mi chiama mami. Lei è la mia mami e lei è la mia zia. Ho fatto una nipote. E quindi sono contenta e orgogliosa di far parte di questo gruppo. E l'unica cosa che posso dire, venite tutti quanti a vederci adesso che faremo lo spettacolo, perché veramente sarà una grande e bella cosa, perché si farà un tuffo nel passato. Il grande maestro a noi diceva, noi ci abbiamo provato, a voi il giudizio. Grazie per essere venute qua. Per noi di Edoardo è stato veramente un
un piacere enorme. A noi. Grazie soprattutto a voi per averci sopportato. Grazie. Grazie. Il Duomo Macumba storico A tutti. del teatro napoletano e non solo. Anzi della rivista. Perdonatemi. No. Grazie, grazie.